Presidente Capitani, quindi fare la scelta anche del campionario sulla base di quello che il cliente desidera o vorrebbe avere. Un attimo che leggo un messaggio. Scusate, ma perché in inverno sull'abbigliamento prevalgono sempre i colori scuri, soprattutto neri? Già abbiamo le giornate corte e a volte uggiose. E vabbè, quindi si becca la domanda il Presidente Capitanio e poi gliela faccio io un'altra, prego. Allora, sicuramente è all'interno Noi oggi siamo emblematici, siamo tutti all'interno delle come la collezioni. giornata. Esatto, quindi purtroppo è un po' anche il nostro mindset di invernale, che è molto più scuro del primaverile, che è molto più chiaro. Quindi quando noi facciamo gli acquisti, perché gli acquisti, la scelta del campionario lo facciamo noi commercianti con i nostri buyers, quindi con le nostre commesse più responsabili, i nostri commessi. Che vi danno il punto della situazione. Esatto, anche perché sono i primi nel campo di battaglia. È difficile scegliere dei colori chiari in un momento nell'inverno, perché non siamo predisposti all'acquisto, il cliente non è predisposto all'acquisto di un colore magari più vivace, se non il colore rosso nei giubbotti magari da uomo o anche da donna, magari nell'everyday, quindi nel look di tutti i giorni, però e qui si insinua però la domanda moda che interessa magari anche molte signore, ma visto che voi gli acquisti, come diceva il Presidente, andate a farli a Milano, e la moda quanto condiziona poi le merci che arriva qui da noi, e c'è una differenza tra un prodotto, perché di fatto se noi andiamo a acquistare un prodotto a Firenze anziché a Roma o a Napoli, Palermo, vediamo tutta una gamma di colori che anche della stessa firma completamente diversa, veramente in modo totale, eppure ci dovrebbe essere un filone moda, no? Ci spieghi dietro le quinte. No, allora, come ci vestiamo in determinate zone, da Milano a Padova, Vicenza, Verona, cambia perché... Però ho fatto bene a dire Vicenza, Verona, è vero, cambia. Sì, perché cambia anche, non solo era più facile dire a Napoli si vestono in maniera diversa che noi a Padova, abbiamo dei look diversi, è innegabile, anche se lo Stato è sempre lo Stato italiano, abbiamo, come in Germania hanno dei look diversi, anche delle vestibilità diverse, anche... Ipotizziamo a Napoli il pantalone continua ad essere molto molto asciutto, qui in Veneto è diventato più morbido nella vestibilità, quindi sono tutte connotazioni che noi dobbiamo cercare di capire dal mercato nostro locale, prendendo i cappi però dal mercato internazionale, perché quando andiamo a vedere una collezione sono collezioni tante volte internazionali, perché sono... Quindi mutuare sul territorio quello che è, diciamo, l'input generale che viene dalla moda, che è a livello internazionale. Esatto. Quindi questa è la cosa fondamentale. Chiedevo, per quel che riguarda il settore turistico, moda e turismo, ci sono realtà, ad esempio Padova si sta prendendo abbastanza anche al turismo, ma realtà che sono molto frequentate turisti, anche l'area di Vicenza e tutto. Lì non c'è un cliente abituale, però devi attrarre, e qui c'è il fattore di attrattività dell'oggetto che vendete. Un attimo che leggo un altro messaggio. Ma lo sapete che stragrande maggioranza dei negozi di abbigliamento vende prodotti comprati dai cinesi spacciandoli per italiani? Come fare per tutelarmi? Grazie. Sto rispondendo tutte e due. Diciamo che per tutelarsi deve guardare i Made in Italy, punto primo, perché non scrivono Made in Italy. Poi diciamo che quelli che spacciano i prodotti fatti in Cina e in India per italiani non sono commercianti corretti. A questo punto io penso che qualsiasi commerciante che è da anni che è sulla piazza dà un sinonimo di qualità, anche perché si è comportato sempre seriamente. Poi in mezzo a tanti commercianti c'è anche chi non si comporta bene. Allora, questi sono persone che non si comportano bene. Però diciamo che una maglia fatta in Italia non può costare 50 euro. Questo è poco ma sicuro, anche perché un abito non può costare 99 euro. Anche perché ci vuole la manodopera, e l'operaio viene a costare dai 25 ai 30 euro all'ora. Per fare un abito ci vogliono più di 2 metri di tessuto, mettiamoci le fodere, mettiamoci il pacco, mettiamo che l'ordine che viene fatto che arriva in negozio, per cui un abito a 99 euro è impossibile. Se uno vuole un abito a 99 euro deve capire che non può essere di qualità e che non può essere fatto in Italia. Proprio è matematica questa, cioè ci sono dei prezzi minimi e dei prezzi massimi, e poi le posso assicurare che la maglia che costa 59 euro, che viene venduta su questi negozi e magari anche scontata, hanno dei ricarichi altissimi, perché lavorano con prodotti fatti in Cina, Pakistan, che vengono a costare magari $10, non euro, $10, e li vendono a 59. Questo è il problema. Noi sì, e questo qui parliamo di grandi catene, non parliamo di
commercianti, proprio le grandi catene che vendono i maglioncini a 39, 49, 59, hanno questo prodotto qua. Se uno vuole prendere un maglioncino a 59 euro deve capire che non può essere made in Italy, oppure può essere se viene fatta una grossa svendita per qualche motivo, però non può essere sempre il maglioncino a 49,59. Dopo parleremo di grossa svendita, di saldi tra poco. Prima chiedo, per l'attrattività adesso dei punti vendita diventa strategica per catturare nuovi clienti e turisti, perché il turista può essere che torni senza dubbio e andrà proprio nel negozio dove si è trovato bene, senza dubbio, però come si fa? Allora, prima di tutto la formazione alle basi è la base, quello che predichiamo in Confcommercio sempre, che alla base di un'ottima impresa deve esserci anche una formazione costante, perché il cliente cambia, le mode cambiano, abbiamo bisogno anche di essere aggiornati, quindi formazione in primis. In secundis, di certo, l'arredamento del punto vendita sempre aggiornato e sempre anche le collezioni aggiornate. Il cliente tante volte... Quindi cambiare le vetrine? Cambiare le vetrine, farle anche in maniera... Allora, pochi anni fa le vetrine andavano le vetrine, faccio un esempio molto pratico. Sì, faccio esempi pratici che così tutti riescono a capirci. Ecco, le vetrine andavano piene. Le vetrine erano piene di merce, che più merce c'è in vetrina più si vende nei negozi. Oggi è proprio il contrario, perché siamo sempre più distratti e abbiamo sempre bisogno e non riusciamo a concentrarci. Quindi per vedere, quando guardiamo una vetrina che è piena, dobbiamo concentrarci e vedere qual è il capo che ci piace. Invece quando oggi abbiamo una vetrina seminuda, quindi abbastanza vuota, con un capo al massimo 2, siamo anche più concentrati nel vederla. Perché una volta... Però bisogna saperlo scegliere. Infatti qui c'è la formazione alla base e ci sono anche esperienza, ci sono store manager, ci sono titolari, e è la scelta sempre iniziale, la scelta a monte quando andiamo a fare i campionari e anche la seconda scelta quando noi decidiamo che capi mettere in vetrina. Il cambio di vetrina che una volta si faceva quasi una volta al mese, adesso è obbligatoriamente quasi una volta a settimana il cambio, minimo perché deve essere, assolutamente. Il cliente ha sempre voglia di vedere un capo nuovo. Ricordiamoci che noi quando passeggiavamo in centro storico anni fa guardavamo le vetrine e oggi guardiamo un cellulare, quindi questo mi serve per portare l'attenzione anche ai colleghi che è importante esserci online, non per vendere tanto online ma per far vedere le nostre vetrine anche online, che sia da driver verso i negozi fisici. Quindi passeggio, non guardo la vetrina perché sono distratto al mio cellulare, ma vedo l'inserzione del negozio, che fatalità è nella piazza dove sto camminando, e allora alzo lo sguardo. Sembriamo un robot, ma questa è la vita. No, assolutamente. Sì, però vedo che c'è la tendenza anche adesso finalmente a guardarsi un po' in giro. Dopo vi farò una provocazione. Mai vista una moda così brutta come quella attuale, soprattutto per le donne, colori vintage, tagli che nascondono le bellezze femminili. Ormai sono tutti abiti senza genere. Prego. Diciamo che questa è una risposta piuttosto difficile. Diciamo che la moda, se devo dire la verità, la trovo anche piacevole quest'anno. Non è che sia così, molto probabilmente alla signora che ci sta chiedendo... Credo che sia un signore, secondo me. O al signore che ci sta chiedendo non piace la moda che c'è adesso. Diciamo che la femminilità sta scomparendo ultimamente, questa è una realtà. Perché una volta le donne vestivano coi tacchi, oggi come oggi portano solamente le sneaker, per cui già quello è una mancanza di femminilità. Però diciamo che non c'è una moda così come sta dicendo adesso, è una moda più pratica, perché si guarda anche più la praticità, perché vedo che poi quando tu vai sul ristorante oppure sulla serata particolare, le signore sono sempre vestite molto bene e sono molto attraenti sinceramente, anche perché sono femminili. Assolutamente. Vorrei, perché dopo ci voglio ritornare sul discorso grande svendita, quindi attrattività. A questo punto avete però fatto una proposta importante, quella dei saldi, di posticipare i saldi, vero Presidente? Sì, è un tema sempre molto caldo, sì. Anche se c'è bisogno di freddo. E muove gli animi. Muove gli animi dei commercianti, i famosi saldi di fine stagione. Però c'è una cosa da dire che quest'anno più che mai li ha risvegliati, che il problema sono le stagionalità, le stagioni che sono cambiate. Quindi quando parliamo di saldi di fine stagione è anche giusto collocarli nel momento giusto dell'anno. Noi abbiamo fatto una proposta, la legge regionale parla del primo giorno feriale antecedente all'Epifania, che in questo caso è il 5 di gennaio, come data inizio dei saldi.
Stiamo tentando, la nostra è stata una richiesta all'assessore Marcato, di portarla al 26 di gennaio, quindi a fine gennaio. Perché non a febbraio? Perché dobbiamo cercare anche dei compromessi, perché non siamo tutti dalla stessa parte, ci sono commercianti che vogliono anche mantenere così com'è la situazione al 5 gennaio. Quindi non eravate tutti d'accordo? Allora, la maggior parte, se parliamo di Confcommercio, parliamo della Regione Veneto, visto che la rappresentiamo in pieno io e Volpone, il 90% desidera lo spostamento, quindi era cercare una data che sia non troppo in là. Il 27 ci sembrava un buon compromesso per spostare i saldi, visto che lo spostamento di saldi anche perché così come siamo adesso da anni ci sono pochissimi negozi che sono economicamente sostenibili. Quante serrande vediamo abbassate o che aprono e chiudono? Vuol dire che c'è un problema di fondo sul business model, quindi del modello di business del negoziante. Quindi... infatti l'aspetto è veramente importante del modello di business, vorrei che ci torniamo dopo proprio a spiegarlo anche meglio a chi ci ascolta. Presidente, per quel che riguarda il suo territorio, quest'idea dello spostamento può andare bene? Cioè l'idea dello spostamento è stata recepita nel modo positivo, anzi al massimo della positività, anche perché oltre a spostare la vendita dei saldi si diceva di liberalizzare la vendita promozionale, per cui il mese prima i saldi una volta era chiuso, cioè non si poteva fare il mese prima dei saldi, non si poteva fare la vendita promozionale. Invece adesso, facendo questo spostamento, si è chiesto di fare sì che si possano fare le vendite promozionali durante tutto il periodo dell'anno, non c'è più il mese prima dei saldi. Cioè anche... Però la vendita promozionale, per spiegare, può avere uno sconto anche simile a quello dei saldi, ma ci sono delle causali che giustificano questa... Diciamo si fa la promozione su dei capi. Cioè magari uno dice ho un'eccedenza di pantaloni, faccio la vendita promozionale sui pantaloni, però non è che puoi scontare tutto. E poi diciamo che è quello che a te serve, per cui è giusto anche per i commercianti che hanno magari un po' di difficoltà per la stagionalità o perché hanno sbagliato a fare gli acquisti, perché non è facile fare gli acquisti. Ma perché c'è ancora il magazzino? Come dice? C'è ancora il magazzino? Sì, che c'è ancora, abbiamo il magazzino, allora si fa questa qui, si fa la possibilità di fare la promozione su questi capi, che sono validi però vengono lasciati male con lo sconto 20%. Presidente, i problemi di confine come si giustificano? A parte che ho letto diverse sigle che concordano su questa data e tra l'altro ho letto anche di sigle a livello nazionale, quindi sarebbe una cosa un po' trasversale, però resta sempre il problema, se anche l'assessore di riferimento decide, fa aprire, la Regione Veneto punta al 27 gennaio e se ci si trova con una Lombardia vicina anziché l'Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia che vanno su un'altra strada. Allora, ricordiamo, giusto perché sembra quasi una data scontato che sia una data nazionale, invece la gestione del commercio è dato in deroga alle regioni, esatto. Quindi le regioni in autonomia decidono la data di inizio saldi consultando le sigle sindacali e le associazioni di categoria. Quindi... Però c'era un'omogeneità, giorno più giorno meno. Allora, in conferenza Stato-Regioni si potrebbero dare un'indicazione che la devono ancora fare, un'indicazione del 27, come avevano dato il 5, giusto per creare la data unica. Però quando uno rientra in casa, quando l'assessore rientra nella propria regione, può cambiare idea e può ascoltare le altre sigle. Quindi ovviamente non è che Confcommercio cioè che il 27 tutti siano d'accordo, ci sono anche altre sigle o altre zone in cui non c'è la data, non si troverà magari una data unica. Certo che noi sentito, soprattutto anche il presidente nostro collega Lievore di Verona, perché abbiamo ovviamente Federmoda Verona che è a confine con la Lombardia, perché la Lombardia è una delle poche che potrebbe anticipare e scappare, con le promozioni libere ha detto che non c'è nessun problema, anche perché se non diamo un messaggio forte che questo modello non va bene e dobbiamo ripristinare i saldi di fine stagione, ma perché non è solo un contesto che noi immaginiamo poco quando vendiamo in saldo e quindi vogliamo guadagnare più soldi.
La questione è avere anche un prezzo di cartellino corretto dall'inizio della stagione fino alla fine, e poi alla fine stagione il commerciante lo svende. Perché, mi spiego meglio, se noi vendiamo i maglioni solo a gennaio e al 5 facciamo la svendita, certo che quel prezzo di cartellino deve tener conto anche che verrà venduto in svendita, quindi dovrà anche essere più alto anche a un livello di regime fiscale per avere una marginalità per uscire, per avere un negozio sostenibile. Quindi l'allungamento dei saldi, cioè lo spostamento dei saldi, potrà incidere a lungo periodo sull'abbassamento all'origine del prezzo di cartellino. Fate le vostre considerazioni. Diciamo sì. che, no, le do la parola, subito andiamo in pubblicità, quindi voi aspettate perché questa non finisce qui. Il canale 19, pochi secondi, siamo di nuovo con voi.